Si è svolto ieri presso l'Aula Consiliare a Luigi Giglia del Libero Consorzio Comunale di Agrigento un interessante incontro che ha affrontato la questione della violenza di genere sulla storia dell'istruzione femminile, un'iniziativa organizzata dall'Archivio di Stato di Agrigento nell'ambito del progetto denominato Sui loro passi, il nostro cammino verso gli 80 anni della Repubblica. Come sottolineato dall'intervento di Rossane Floro, direttore dell'Archivio di Stato, la giornata del 25 novembre, internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, rappresenta la seconda tappa di un percorso di riflessione storica, sociale e culturale, nella quale la storia delle istituzioni scolastiche della provincia diventa il tema principale, presenti le massime autorità civili e militari, con in testa il prefetto Caccamo, il presidente del Libero Consorzio Pendolino, il sindaco di Agrigento Miccichè, il vicario della prefettura Vaccaro, il comandante della Guardia di Finanza Baron, il vicequestore Chiara Sciabarrà, la dirigente scolastica del Poli di Siracusa, la dirigente del settore pubblica istruzione del Libero Consorzio Testone. Gli studenti del liceo Politi alla fine hanno presentato il progetto didattico realizzato nel corso dell'esperienza vissuta presso l'Archivio di Stato di Agrigento, quindi l'intervento della giornalista scrittrice Ester Rizzo, autrice del volume Il labirinto delle perdute, un incontro, come rimarcato dal presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, che mette al centro la donna e le istituzioni, valorizzando la dimensione sociale del patrimonio archivistico nel processo di ricostruzione della memoria collettiva. Al termine dell'incontro si è svolta davanti alla panchina di fronte al Palazzo della Provincia, simbolo della giornata contro la violenza sulle donne, un momento di spettacolo realizzato dalle ragazze del liceo scientifico Politi.